Terza corsa, premio imprevisti, confronto per cavalli di 3 anni, all'1 Jasone YSL, 2 Green Economy Par, 3 Gin Tonic AS, 4 Glory VDO, 5 Giga Veloce, 6 Goya Griff, 7 Gufetta TQ, 8 Galassia Bug. Macchina che prende velocità, entra addirittura, problemi per Glory VDO, partiti con Veloce, Giga Veloce insieme a Goya Griff che prende l'iniziativa. E così Goya Griff dopo 60 metri è al comando. Si imbocca la prima piegata, Goya Griff in vantaggio, si stacca in avanti nei confronti di Giga Veloce in seconda posizione. La terza è per Green Economy Par che precede Jasone YSL che si mette subito all'esterno. 14,4 il lancio veloce per il figlio di Wishing Stone che ha preso la testa e va a completare ora il primo quarto di gara in rallentamento in 31. Goya Griff all'avanguardia, in seconda posizione Giga Veloce, al largo Jasone YSL che progredisce, scavalcando Green Economy Par, poi ancora Gufetta TQ, quindi Galassia Bug, alla retroguardia Gin Tonic AS. 45,7 i primi 600 di gara per il portacolori della Cumana che sotto alle tribune continua ad amministrare il vantaggio ottenuto in partenza, si mantiene 3 lunghezze avanti a Giga Veloce che prova a riavvicinarsi con la presenza esterna di Jasone YSL, poi Green Economy Par, Gufetta TQ, Galassia Bug. Sulla curva di destra non cambia nulla se non che Jasone YSL si sistema in scia a Giga Veloce per riprendere un po' di fiato sulla piegata, 1.15,2 il primo chilometro svelto da parte del leader che ora riallunga sulla retta opposta alle tribune, prova a guadagnare terreno da Giga Veloce e Jasone YSL che apparigliati provano ad andare a ricucire il margine che il leader ha guadagnato, 14,6 la retta di là, 1.29,8 i 3/4 di miglio, Goya Griff un po' in difficoltà sulla piegata, si avvicinano Giga Veloce e Jasone YSL all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Giga Veloce e Jasone YSL sono arrivati su Goya Griff che deve ripartire, Goya in vantaggio, Jasone che attacca al largo, poi Giga Veloce, di dentro anche Green Economy Par, attacca Jasone YSL che passa, Jasone YSL porta a casa il successo al secondo posto, Giga Veloce copre all'interno Goya Griff e lo costringe alla foto, 1.15,1. La progressione vincente di Jasone YSL, VP dell'Annunziata per Paolo Romanelli, i colori di Karin Walter Mommert, con tutte le cautele del caso nel primo giro, si distende meglio di andatura nel secondo e viene a cogliere un altro bel successo, mentre per il secondo posto Giga Veloce potrebbe aver giustiziato Goya Griff che aveva camminato nel primo chilometro, si è arenato nel finale e arriva al terzo posto. Il successo è il numero 1, Jasone YSL, VP dell'Annunziata, Paolo Romanelli, i colori di Karin Walter Mommert.